siamo pronti un po' a malincuore, devo dire, per la scuola primaria, perché i bambini più piccoli sono, più saranno supportati dai genitori in questo caso. Nemmeno il tempo di attivare la didattica a distanza dalla seconda media in su nelle scuole del distretto di Asolo, che adesso tocca estendere la misura a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Marche e del Veneto. Sono ore sulle montagne russe, quelle vissute da docenti, alunni e genitori. All'Istituto Comprensivo di Montebelluna 1, per esempio, si guarda quanto fatto esattamente un anno fa, anche per le materne. Noi l'anno scorso abbiamo lavorato a distanza anche con la scuola dell'infanzia, quindi anche le maestre della scuola infanzia, bambini piccolissimi, hanno avuto modo di rivedere i loro alunni e di fare lezione a distanza. Ad abbattere le barriere, i tablet già messi a disposizione dal comune. Stiamo anzi monitorando con i dirigenti scolastici la situazione. Per ora questi 140 tablet più 140 SIM bastano alle esigenze delle famiglie in difficoltà, ma siamo pronti ad acquistarne degli altri qualora ci fosse l'esigenza, perché non è possibile che in uno stato normale ci siano bambini di serie A e bambini di serie B. Seppure connessi, resta però il problema delle relazioni, come racconta questa insegnante di terza media collegata virtualmente in un'aula vuota. I ragazzi si comportano bene, sono tristi però, profondamente frustrati da questo rimanere a casa e non poter interagire con i propri coetanei.